ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Si indaga sul chirurgo della clinica La Maddalena di Palermo, ritratto in un selfie con Matteo Messina Denaro, e per far luce sull'accaduto che l'ordine dei medici del capoluogo ha dato il via agli accertamenti necessari. Non si conoscono ancora le sorti del medico che rischierebbe, in caso di coinvolgimento, dal semplice avvertimento alla sospensione. Nella peggiore delle ipotesi è prevista la radiazione. Presto l'ordine fisserà un'audizione in cui il soggetto interessato, davanti alla commissione disciplinare presieduta da Giovanni Merlino, dovrà spiegare le ragioni per cui è stata scattata e diffusa quella foto. In base alle motivazioni che il medico esporrà, si deciderà se prendere provvedimenti nei confronti del chirurgo. Intanto il boss si è sottoposto questa mattina al primo ciclo di chemioterapia nell'ambulatorio realizzato nel carcere dell'Aquila. In base a quanto si è appreso, Messina Denaro, che da oltre un anno sta combattendo contro il cancro, è in buone condizioni, non ha avuto alcun tipo di effetti collaterali. L'ambulatorio si trova di fronte alla cella dell'ex latitante per evitare spostamenti e contatti anche all'interno della struttura carceraria. Sono state giudicate infondate le accuse rivolte a Giovanni Savalle, l'imprenditore proprietario del Kempinski Hotel di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, a conclusione del procedimento relativo a un sequestro patrimoniale nei suoi confronti. Lo hanno precisato in una nota gli avvocati Laura Oddo e Antonino Carmici. Continuerà il maltempo in Sicilia anche per la giornata di domani, nessuna tregua nemmeno dal forte vento che già in queste ore ha creato disagi. Le temperature saranno soggette a un forte calo. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla che vede coinvolto tutto il versante settentrionale e una parte di quello occidentale. Nonostante ciò, le piogge si abbatteranno con forte intensità anche nel siracusano, nel ragusano e nel messinese. Probabili precipitazioni anche nelle province restanti. Ed è tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10 con nuovi aggiornamenti. Buona serata.